Ennesima giornata con un clima davvero invernale quest'oggi al Penso, campo pesantissimo, sarà difficile quindi attendersi una partita spettacolare tra Venezia e Rovigo e fischietto alla bocca dall'inizio a questo match. Ricordiamo che l'Unione Venezia è in testa alla classifica con 27 punti assieme al Treviso, mentre il Rovigo è a 21 punti. La formazione ospite è quella che ha subito meno reti in questo campionato. Attenzione, il Rovigo si porta in avanti con il tentativo di Sabatini, poi cincisca un po' troppo la sfera attenzione, il tentativo di tiro da parte di Docarà. Ancora il Rovigo che impegna la difesa dell'Unione Venezia. Tutto questo quando siamo al terzo minuto di gioco. Ancora Docarà in possesso di palla, cerca di entrare dal settore di destra, guadagna un fallo, dovrebbe essere battuto il punizione fuori, il tentativo da fuori, poi ancora quello di Dionisi e la posizione di offside. La sfera ora per Mazzeo, l'anticipo di Luzzi, il pallone ora gestito nuovamente da Dionisi che dà verso Antonelli, la sfera sulla destra per Docorà, vertice destro l'area di rigore, al limite dell'area di rigore ora c'è Zanardo, parte il tiro e la rete da parte di Zanardo al sesto minuto di gioco. Al sesto minuto di gioco Zanardo porta in vantaggio il Rovigo, un tiro sull'angolo basso alla sinistra di Menegatti, la sfera ora portata via da Antonelli sui piedi dei giocatori dell'Unione Venezia, il Rovigo che va via sul settore di destra con Seita, ci riprova Docarà, il pallone che ora è adatto con una serie di triangolazioni per Docarà in mezzo e il 2-0, anzi no, si tratta di posizione di offside, si è alzata la bandierina del guardalinee, però è un Rovigo che sta facendo veramente paura. E allora Dionisi che cerca di far partire Zanardo, e attenzione, il pallone è buono per Zubin, no, si è alzata la bandierina, ci sono le proteste su questo rilancio direttamente di Menegatti per Collauto. Centralmente per Falcer, pallone messo in mezzo, buono per Lelli che non aggancia il pallone, il buono per Malagò dal settore di sinistra, entra in area di rigore, il passaggio, il tentativo di Cardina a traino che ha tentato di sinistro, filtrante per Cardina, il traversone in area di rigore, poi Falcer, il pallone è ribattuto e nuovamente Falcer, un jolly con l'interno destro del capitano, parte con l'auto, il tiro e il pallone che viene messo fuori porta da Casini, però c'è ancora la possibilità da parte dell'Unione Venezia con un traversone dal settore di sinistra. Unione Venezia che rimane in attacco con Falcer, pallone messo in alto e il pallone che entra in rete, ma si è alzata già la bandierina del guardalinee. Il guardalinee aveva già alzato la bandierina su questo cross dalla destra quando sulla traiettoria è entrato Zubin, si prova ad andarsene via in mezzo a due avversari, è bravo Malagò a entrare in area di rigore, cade a terra e si becca la munizione. Malagò si becca la munizione per simulazione, non è d'accordo assolutamente Malagò per quanto deciso dal signor Fanton, giocatore arancione verde che era stato messo a terra. Attenzione, Nichele, il tentativo e la chiusura in angolo da pallone per Collauto, parte il cross, il colpo di testa ancora dei difensori del Rovigo. Riprova ora Zubin per il tentativo di Di Napoli e forse ci sono le proteste di Zubin. Malagò, spalle alla porta, trova Vianello porta avanti il pallone, Nichele, il scambio per Zubin per Di Napoli e poi c'è Nichele, il tentativo. Zubin allarga il gioco sulla destra per Collauto, parte il cross di ritorno ed il pallone clamorosamente messo fuori da Nichele
sul secondo palo. Calcio di punizione battuto subito. Malagò, rilancio in avanti verso Di Napoli. Di Napoli va sul fondo, parte il tiro sul primo palo. Il Rovigo si è confermato davvero una squadra tosta da battere, da superare. Quest'oggi insomma la squadra ha subito il gol all'inizio e poi ha cercato in tutti i modi per 80 minuti a trovare il pareggio, non c'è riuscita. Quelli forti noi non abbiamo combattuto alla pari, abbiamo subito la rete, dettato anche dal clima. C'era il fango per terra, c'era il vento, la pioggia scendeva di continuo, di conseguenza diventava sempre più difficile. Poi nel secondo tempo abbiamo anche avuto 3-4 palle importanti, una clamorosa con Nichele, ma ci sono stati altri, secondo me, un paio di rigori e un gol sul fuorigioco di Mazzeo inesistente e comunque poi così i ragazzi ci hanno provato. È chiaro che dobbiamo sempre recuperare i gol che subiamo dall'inizio e di conseguenza non è mai facile. Oggi, ripeto, c'era anche una squadra importante, si faceva fatica e loro si sono ben difesi anche i 9-10 sotto la palla, di conseguenza non era poi semplice. Ripeto, poi nel secondo tempo c'è stato anche il terreno abbastanza pesante, il vento, ma la squadra comunque ha cercato di lottare, ha dato tutto, è uscita comunque a testa alta, perché comunque penso che tutti i giocatori che sono scesi abbiano dato il massimo. Dal punto di vista tattico, loro con questa specie di rombo in mezzo al campo, con questa protezione, però poi alla fine appunto si sono messi tutti dietro e non hanno lasciato pochissimo spazio, insomma. Ma parlare di tattica in questa partita qua oggi è difficile, perché nel secondo tempo anche noi abbiamo cambiato, siamo andati a giocare a rombo col trequartista, però diventava sempre difficile la gestione della palla. A un certo momento si è dovuto anche a giocare palloni molto lunghi e di conseguenza andare sulla seconda palla o andare sul rimbalzo. Ripeto, abbiamo anche avuto 3-4 situazioni importanti, soprattutto sul cross di Collauto, di cui, come ho già detto, una clamoroso liscio da parte di Nichele, c'era anche comunque Cardini dietro le spalle che poteva insaccare, e poi questo gol annullato a Mazzeo che mi è sembrato regolarissimo, perché secondo il punto di vista Mazzeo non c'era assolutamente fuori gioco. Quello che è apparso un po' più forse evidente era stato il contatto con quello con Malagò. Infatti addirittura ha preso la munizione, noi eravamo tutti lì vicino alla panchina, quindi di conseguenza l'abbiamo visto benissimo. L'arbitro era 5 metri, sembrava anche un po' indispettito nel secondo tempo contro di noi l'arbitro, non so cosa sia successo. Comunque sta il fatto che addirittura è stato ammonito Malagò, che per me era un rigore sacrosanto. Allora mister, vittoria importante qui al Penzo, un successo di prestigio contro ormai l'ex capolista Unione Venezia. Ma direi prima di tutto un successo meritato. Allo stesso tempo credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove poi dopo voglio vedere le immagini per capire se il gol di Sabatini sul passaggio di Ducara era veramente fuori gioco. A me non è sembrato, ero molto lontano, i ragazzi mi dicono che comunque non era fuori gioco. Preparata bene in settimana e direi che comunque i ragazzi sono stati meravigliosi nel crederci, perché avevo sempre detto dall'inizio che comunque è una squadra dove ha dei valori importanti, e confrontandosi anche oggi con il Venezia per lunghi tratti ha dimostrato che sicuramente se la può giocare alla pari. Nell'arco, se vogliamo, della partita, sicuramente il secondo tempo loro non andavano più per manovra, ma andavano a cercare la profondità direttamente. Questo non ha fatto altro che creare quel scompiglio, se vogliamo, ai limiti dell'area nostra. Però, ripeto, la squadra si è comportata alla grande e direi che il successo è meritato.